Ukrainian people for these 9 years of. Ma questo rosario è il rosario della speranza e della pace, non solo del combattimento. C'è tanta gente che piange. Thank you so much. Ringraziare al Santo Padre per il suo supporto all'Ucraina, del quale sono stati. For dignity, for the future of their nations, for the kids that will have a better future in a free Ukraine. Grazie. And I would love to recognize 2 of the heroes from our movie here, Natalia Nagorny. Quando Dio ha fatto l'uomo, ha detto di prendere la terra, farla crescere, farla bella. Lo spirito della guerra è il contrario, distruggere, non lasciar crescere, distruggere tutti. Uomini, donne, bambini, anziani, tutti. Oggi è un anno di questa guerra. Guardiamo l'Ucraina, preghiamo per l'Ucraina e apriamo il nostro cuore al dolore. Non vergogniamoci di soffrire e di piangere, perché una guerra è la distruzione. Una guerra ci diminuisce sempre. Che Dio ci faccia comprendere questo. Історію, і я думаю, ви зрозуміли, що мій чоловік все ще перебуває у полоні. Марія. Так, це воно символізує крихість життя і для багатьох людей, які не чекали такого. C'è pure il teatro di dramma di Mariupol distrutto, il sale chiamato La Forza. Це символ сліз українців. È lo simbolo del pianto, delle lacrime degli ucraini. Відновимо, і туди я вас теж запрошую. Proviene da un villaggio che era totalmente distrutto da russi, però noi siamo riusciti a recuperare
quella bandiera e la vogliamo lasciare alla santità. Грамів. È, Вона è molto importante perché è fatto proprio del metallo di Azovstal. цей метал вироблений цей метал вироблений в лютому 2022 року, за 10 днів до початку війни. Quello metallo è stato prodotto 10 giorni prima che iniziasse la guerra santità. Grazie. Grazie.